Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Abbiamo il piacere e l'onore di avere ospite questa sera Tiziana Sanna, pittrice che abbiamo già intervistato qualche tempo fa per una prima mostra. Innanzitutto grazie di essere presente. Ciao Tiziana. Ciao Fabrizio, grazie a te di avermi invitato nuovamente. Allora, Tiziana, perché lo vedete nello sfondo, siamo in collegamento con l'aeroporto di Cagliari Elmas, perché da qualche giorno il Cagliari Airport Library si anima con quelle che sono due nuove mostre. Sono entrambe ovviamente di Tiziana Sanna, che saranno esposte a beneficio di tutti i passeggeri e visitatori dell'aeroporto di Cagliari, e hanno due titoli che poi ci faremo spiegare proprio da lei. Uno è Endangered e la seconda mostra è Tiliguerta. Iniziamo a chiedere a Tiziana i nomi e quindi la natura poi alla fine di queste due mostre. Sì, allora Endangered, che vuol dire appunto a rischio di estinzione, è in particolar modo dedicata a tutti gli animali che oggi sono a rischio. Sono animali della giungla e della savana, quindi animali che vivono in paesi esotici, lontani da noi. Principalmente ci sono tigri, ci sono leoni, elefanti, rinoceronti, leopardi, giaguari. La mostra invece Tiliguerta, che aveva già esordito alla Fondazione Bartoli Felter di Cagliari con la curatela di Alessandra Menesini e per la quale già tu mi facesti un'intervista, è dedicata alle specie endemiche e tipiche della Sardegna. E quindi in Allora, particolar per quanto modo riguarda l'avium. l'allestimento, sì. Sì. No, prego, stavi continuando, E scusami. quindi è dedicata in particolar modo alla Tiliguerta, che è la lucertola sarda tirrenica, che dà anche il nome alla mostra, ma troviamo anche lì la sarda, la volpe sarda, il pastore fonnese, il gatto selvatico, tutti animali che sono endemici di questa terra, quindi che sono nati qua o sono arrivati qua milioni di anni fa. In modo particolare quando la Sardegna era collegata all'epoca delle glaciazioni alla Corsica o alla penisola. Si sono creati dei corridoi che hanno consentito a questi animali di arrivare qui da noi. E infatti alcuni di questi endemismi non sono solamente sardi, ma sono ad esempio sardocorsi o sardocorso tirrenici. Stavo dicendo, parlavo dell'allestimento. L'allestimento, immagino che la scelta dei dipinti, delle tele da esporre non sia stata facile perché ne hai tantissimi, e quindi su che cosa ti sei concentrata, o se hai avuto un criterio particolare di scelta da esporre, delle tele da esporre? Allora, per Tiliguerta abbiamo riportato le stesse tele che erano state esposte alla Fondazione Bartoli Felter, e quindi con la curatrice Alessandra Menesini abbiamo anche stabilito quello che doveva essere il criterio da seguire nell'allestimento. Nella sala di Endangered ho portato 14 tele, e ho deciso di sistemarle seguendo appunto il criterio del viaggio. Io vorrei che il visitatore che arriva alla Cagliari Airport Library durante una sosta, magari prima di prendere il volo oppure al suo arrivo, potesse fare un viaggio lontano, però con una riflessione profonda, e che quindi negli occhi di questi animali vedesse quello che è il pericolo al quale loro vanno incontro. Rischiano di scomparire, probabilmente fra 100 anni noi questi animali li potremo vedere solamente nei libri o magari appunto nei miei dipinti. Nelle mostre. I dati sono allarmanti. Ecco, la cifra stilistica, lo dico magari per chi non avesse visto la prima intervista, e quindi il consiglio è quella di rivedersela, di cercare fra i podcast di Effetto Serra. Dicevo, la cifra stilistica di Tiziana Sanna è l'iperrealismo, ovvero dipingere, mettere su tela gli animali tali da sembrare reali, realistici e reali. È la stessa cifra stilistica, l'abbiamo vista per quanto riguarda Tiliguerta, ma anche per Endangered? In linea di massima sì, perché l'iperrealismo è la corrente stilistica alla quale io maggiormente mi ispiro.
che è la versione contemporanea poi di quel realismo che è stato inventato nel 1600 da Caravaggio, che per me è il maestro per eccellenza. Nella mostra The Endangered, oltre allo stile iperrealista, c'è comunque una sperimentazione maggiore. C'è ad esempio tutta una serie che si chiama Gold Collection, nella quale ho inserito nel dipinto la foglia oro, oppure degli smalti, delle vernici, perché questi dipinti avessero delle tonalità anche cangianti che appunto richiamano o l'oro o l'argento. La rappresentazione dell'animale è comunque sempre molto fedele, iperreale, andando quindi a cogliere quei particolari che difficilmente sono vili come il leopardo e il giaguaro. Certo, ovviamente una cosa sono le specie endemiche tipiche sarde, magari qualcuna un po' meno comune, ma comunque del territorio dove si vive, e una cosa è il mondo della natura più selvaggia, ma non da queste latitudini. Ecco, quanto c'è stato di studio da parte tua per questo viaggio culturale, naturale, antropologico, insomma un po' tutto, prima di mettere su tela? È una ricerca che porto avanti da circa 6 o 7 anni. Mi piace molto studiare le caratteristiche di ogni animale, guardo molti filmati documentari, guardo una grande quantità di immagini, visito aree protette, aree naturali. Quindi c'è una grande documentazione prima di riportare poi sulla tela il soggetto che decido di rappresentare. E anche in quel caso l'animale io lo studio da diverse angolazioni, di modo tale poi da fornire un quadro che sia il più dettagliato possibile, il più realistico e più vicino alla natura. L'approdo alla, diciamo così, la biblioteca, anche se oggi si chiama library, ma comunque la Cagliari Airport Library è stata anche l'occasione per essere inserita in un libro particolare, menzionata poi particolarmente. Credo che abbia, insomma, anche lì vuol dire colpito nel segno, no? Oltre all'orgoglio. Sì, allora io donerò alla Cagliari Airport Library questo volume, è la Divina Commedia illustrata da 333 artisti contemporanei. È un volume che è stato pubblicato nel 2021 a cura dello storico e critico dell'arte Giorgio Gregorio Grasso, ed è stato chiesto a 333 artisti contemporanei di scegliere una terzina siamo in aeroporto, ovviamente. È stato chiesto ad ogni artista di scegliere una terzina della Divina Commedia, di ispirarsi a quella terzina e di comporre un'opera. Ovviamente, dipingendo io gli animali, mi hanno chiesto di dipingere una delle 3 fiere, e quindi la scelta accadeva o sulla lonza o sulla lupa o sul leone. E io ho La domanda leone. è: hai scelto il leone, per quale motivo? Perché è il re della foresta, cioè, dipingendo gli animali della savana, della giungla, e alla fine ho scelto quello che più rappresenta tutti loro. E ho scelto di rappresentarlo su un fondo oro, perché volevo che fosse veramente il re. E quindi questa tela è stata realizzata con un fondo dorato che io inizialmente ho preparato con degli spray e con delle vernici. Ho dipinto tutto il soggetto con dei colori acrilici e con degli smalti, per poi rifinirlo con inserti in foglia oro. Al di là, mi hai, diciamo, un po' anticipato la domanda, al di là del tema, abbiamo detto diverso, ovviamente, sia per la mostra Endangered, sia per la mostra Tiligerta, che ricordo ancora una volta, è per tutti coloro che volessero avvicinarsi
o come dicevamo prima, i passeggeri da e per la Sardegna. Ti chiedo, la tecnica utilizzata è la stessa comunque per le due diciamo così, le due mostre, per le due rassegne, oppure hai differenziato a seconda degli oggetti raffigurati? I quadri della collezione di Tiligerta sono quasi tutti a olio su tela, quindi per loro ho scelto la tecnica più classica. Volevo raffigurarli nel modo più realistico e fedele possibile, senza alterare la loro natura. Il mio intento non era solo un intento artistico, ma anche naturalistico, didascalico. Infatti io vorrei che questa mostra venisse visitata soprattutto anche dai ragazzi, dalle scuole, perché è giusto che i nostri ragazzi conoscano le specie che abitano la nostra isola, in modo particolare appunto quelle endemiche. Per la mostra di Endangered, come ti dicevo, c'è più sperimentazione. Ci sono quadri dipinti con i colori a olio, ma anche con gli acrilici, con smalti, con vernici e inserti in foglia oro, in foglia argento. E È queste un viaggio intorno tecniche, al mondo. prima di arrivare alla soluzione definitiva, al ritratto definitivo, immagino che passi anche lì per sperimentazione sul giusto colore, sullo giusto abbinamento poi anche delle tecniche usate, o mi sbaglio? Dipende, a volte io creo dei bozzetti preparatori e quindi c'è uno studio accurato, a volte invece io inizio il quadro e mi lascio guidare, non so come andrà a finire, il quadro va e poi trova la sua strada. È come se le mie mani si muovessero Andassero da da sole, sole. senza programmarlo dall'inizio. La mostra Endangered, abbiamo detto che la principale fonte di ispirazione è la natura incontaminata e selvatica, alla maggior parte dei quali poi animali sono a rischio di estinzione. Abbiamo detto l'esempio tigri, leoni, leopardi, giaguari, rinoceronti, elefanti. Ecco, in questo senso anche la mostra vuole rappresentare quasi un grido d'allarme, cioè ha anche questo obiettivo, questo messaggio. Sì, Fabrizio, i dati, ti dicevo prima, sono allarmanti. Nell'ultimo secolo c'è stato un calo vertiginoso della popolazione di queste creature. Ti cito qualche dato. Il rinoceronte, oggi esistono 5 specie di rinoceronte, sono 2 africani e 3 asiatici. Diciamo che gode di buona salute, esistono circa 18.000 esemplari, ma già del rinoceronte bianco ne abbiamo 5.000. Se ci spostiamo in Asia, abbiamo il rinoceronte indiano di cui sopravvivono 3.500 esemplari, ma poi il rinoceronte di Sumatra di cui ne esistono solamente 80 e il rinoceronte di Giava di cui ne esistono solamente 65. Sono numeri bassissimi. Ma se poi ad esempio pensiamo alla tigre, oggi al mondo esistono 4.000 tigri. Il panda, che è l'animale simbolo del WWF, esistono 1.800 panda e 1.000 di questi vivono in aree protette. Ora, far vivere gli animali in aree protette ovviamente preserva la specie, la riproduzione, però si creano anche delle difficoltà perché accoppiandosi sempre tra consanguinei c'è un aumento della vulnerabilità della loro razza e quindi incorrono maggiormente anche in epidemie e in malattie. Questo succede anche ad esempio per i leoni, che ormai vivono quasi esclusivamente in aree protette e la loro specie si sta indebolendo. Quindi il rischio è magari si riproducono di più ma vivono di meno, insomma è un po' è il gioco della coperta corta, il rischio dell'estinzione c'è ed è concreto. Mi ha fatto riflettere il fatto che ad esempio alcuni tipi di rinoceronte ci siano 60-80 esemplari in tutto il mondo e poi alla fine
ce ne sono 1000 di panda che dicevamo prima, comunque è il simbolo poi fondamentalmente della lotta contro la, diciamo così, la desertificazione anche di alcune specie animali. Tiziana, se dovessi essere tu invece rappresentata con un animale, una di queste belve, una di queste, fa molto Francesca Fagnani, lo capisco, però probabilmente, non lo so se il dipinto del leone l'hai scelto anche perché ti senti dentro quel tipo di carattere, oppure ti raffigureresti in un'altra maniera? Adesso ti rispondo con un test che mi fecero anni fa. Una mia amica psicologa mi disse: devi dirmi 3 animali e per ognuno di essi 3 caratteristiche. Poi ti spiegherò cosa vuol dire. E io dissi in quest'ordine: la tigre, perché è elegante, aggressiva e potente. La farfalla, perché è leggera, colorata, libera. Il delfino, perché è intelligente, giocherellone e affettuoso. E poi la mia amica mi svelò che cosa voleva dire questo test e mi disse: la tigre è l'animale che tu vorresti essere. La farfalla è come ti vedono gli altri. Il delfino è quello che tu sei realmente. A me questa lettura emozionò tanto. Io, distinto, se dovessi identificarmi in un animale, ti direi la tigre, ma perché io vorrei essere una tigre, ma chi mi conosce sa bene che sono una persona dolce, tutt'altro che aggressiva. Io ammiro la potenza di questo animale e inconsciamente vorrei esserlo. Beh, è comunque un autotest, un'autovalutazione che comunque è sicuramente rispettosa. Tiziana, siamo in chiusura. Vogliamo ricordare dunque fino a quando è la mostra, gli orari in cui si può visitare e chi può ovviamente avvicinarsi, dove trovare, perché non tutti credo sappiano dove appunto la Cagliari Airport Library. Sì, allora, la Cagliari Airport Library si trova al piano partenze dell'aeroporto di Cagliari. La mostra sarà visitabile almeno per tutto il mese di aprile e gli orari sono dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14 alle 16. E quindi ingresso ovviamente libero, gratuito, quindi chi volesse avvicinarsi tra un libro e ovviamente e l'altro, aspettando il volo o di rientro da un volo, passate e vedete sicuramente l'impatto è notevole, oltre alla bellezza anche la grandezza delle tele, quindi non ve ne pentirete. Tiziana, io se non hai altro da aggiungere io chiuderei qui la chiacchierata. Benissimo Fabrizio, grazie come sempre, gentilissimo. Grazie, grazie a te, grazie a tutti voi ovviamente, grazie anche all'aeroporto di Cagliari, alla gestione dell'aeroporto di Cagliari, al responsabile comunicazioni Francesco Porceddu che ha messo a disposizione anche la possibilità di fare la diretta, al collega e amico Francesco Porceddu. Quindi io ringrazio ovviamente te, ringrazio tutte le persone che ci hanno seguito, come sempre numerose, vi chiedo di cliccare mi piace, di condividere questa intervista, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre Effetto Serra, il talk show sul social. Grazie ancora, buona serata, ciao! Grazie a te, buona serata, ciao!